Torna caccia pesca natura, torna in presenza e torna con numeri che fanno ben sperare. 100 aziende da 9 regioni e 10 paesi esteri. Le caccia e pesca sono però prima di tutto ambiente e natura, che è uno dei temi fondamentali che sta seguendo Fiera di Longarone. Ho ricordato poco fa Agrimont, che si è appena svolta con tantissima partecipazione e presenza, ma ho ricordato anche la prossima Fiera delle Foreste, Boston e Nord-Est, che avremo a settembre. Quindi ambiente prima di tutto. Importante anche la presenza degli enti pubblici, dalla regione Veneto alla provincia di Belluno a quelle di Ossola e Sondrio. Nei giorni 23, 24 e 25 aprile ci sarà di tutto per parlare di tutto, dal lupo al piano faunistico venatorio, dagli ungulati alla tassidermia, dalla carta ittica regionale al monitoraggio delle lepri. Un momento particolarmente importante, soprattutto dopo quanto passato in pandemia. Durante la pandemia queste attività, al di là proprio del lockdown in cui non si poteva uscire di casa, le persone potessero uscire in natura ad avere questo interesse, è stata un'attività salvifica proprio per l'equilibrio psicofisico degli uomini. E quindi io ritengo che sia stata veramente una possibilità per questa società avere questo tipo di interesse. Il verdetto verrà dalle presenze. Pur se anche un lieve calo rispetto alle edizioni pre-pandemiche è stato messo in conto, ci si aspetta comunque arrivino almeno 13.000 persone.